ripartire dai formaggi a poche ore dalla cessazione ufficiale dello stato di emergenza. Anzi, ripartire da Formaggio in Villa, che entra nel centro storico di Cittadella per suonare la sveglia al territorio e al Veneto. Come a dire, è primavera, è tempo di ripartire. Una ripartenza alla grande, perché è una manifestazione a carattere nazionale, anzi internazionale, perché c'è anche qualcuno che arriva dall'estero, basata principalmente sui formaggi, sulla qualità dei territori, sulla qualità dei prodotti veneti e italiani. È una ripartenza insomma in tutti i sensi. 1° aprile ricominciamo con una grande manifestazione che avremmo dovuto fare il 1° aprile del 2020, però Cittadella ci teneva, Cittadella ci tiene e ha volontà di crescere. Formaggio in Villa propone una selezione dei migliori formaggi d'Italia per 4 giorni, con focus dedicati anche ad altre eccellenze del bel paese come olio, pane, vino e molto altro ancora. Un modo nuovo di intendere la produzione del comparto agricolo a braccetto con il turismo di qualità. Una manifestazione importantissima in un momento particolarmente delicato, quindi per noi questa è la manifestazione della ripresa, è la 10ª edizione, in 12 anni abbiamo creduto come Consorzio Asiago fin dall'inizio in questa formula. Una kermesse che esce letteralmente dalla sede storica ed entra in città. Quest'anno siamo per la prima volta fuori dalla villa, in città, simbolicamente, quindi ci riapriamo al mondo e ci riapriamo simbolicamente anche presentando la nostra nuova campagna di comunicazione, che è tutta basata sui valori dell'apertura e della positività, sottolineando appunto il sì che è contenuto all'interno del termine Asiago. E così, tramite il gusto e la tradizione, Cittadella può mettere in mostra le proprie bellezze. Noi abbiamo delle mura stupende, inaugurato nel 2013 il camminamento completo appunto delle mura. È chiaro che però poi bisogna aggiungerci tante cose, bisogna cercare la qualità. Queste manifestazioni fanno qualità, quindi creano turismo, creano cultura e quindi dovrebbero dare una mano anche ai commercianti del territorio.